per la prima volta in carriera contro il Napoli, squadra in cui è cresciuto. In esclusiva ai microfoni di Riccardo Re, il difensore del Genoa si è raccontato, ripercorrendo anche alcune tappe della sua vita, tutt'altro che semplici. Ho salvato la vita a un bambino, insieme a Save Take Killer, insieme a Save the Children. Quando hai visto quel video con la gente che magari ironizzava così, che hai pensato? Hai sorriso, magari qualche compagno ti ha preso in giro? Sì, tutti, i miei compagni il giorno dopo, tutti che mi prendevano in giro. E io niente, non sono permaloso, no? Sorridevo anch'io perché ho fatto un errore grave. Sto imparando adesso l'italiano, figurati se conoscevo l'inglese. Ma mi sarebbe piaciuto impararlo. Perché non hai imparato l'inglese? Niente, perché sono nato a Scampia, quartiere molto difficile, sono cresciuto lì e lì secondo me si pensa prima come bisogna fare a sopravvivere e poi alla scuola è venuto a mancare mio padre troppo presto, avevo solo 10 anni io, i miei fratelli erano più piccolini di me e vedendo mia mamma giovane ho dovuto fare il padre di famiglia, no? Perché mia mamma dove lavorava non ce la faceva. Ero il figlio più grande e avevo deciso di lasciare il calcio a un certo punto. Quindi non solo la scuola, tu avevi lasciato anche un tuo sogno, quello di diventare calciatore? Sì, perché mia mamma guadagnava troppo poco, io non ce la facevo, nessuno mai ci ha aiutato e io sono andato anche a lavorare per dargli una mano a mia mamma. Cosa hai fatto? Portavo l'acqua per le case, diciamo. A Napoli si dice imballa l'acqua. Hai ricominciato a giocare perché capivi che forse potevi arrivare in Serie A? Sì, perché Napoli mi chiamava, io giocavo a 7 giorni del Napoli, no? Dopo che è venuto a mancare mio padre. Sì, ho lasciato l'acqua e sono andato a giocare di nuovo. A volte andavo, a volte non andavo. Un giorno sono andato e mi ha incontrato una persona, Paolo, che è il mio procuratore. E mi ha detto perché non vai? E io ho risposto che non è un passaggio, non c'è il passaggio, non c'è chi mi accompagna. E lui mi ha detto ti faccio accompagnare io, però devi ricominciare, ti devi allenare. E io ho deciso di ricominciare tutto da capo. E allora quel giorno hai capito che potevi diventare un calciatore in Serie A e per te, dopo questo passato, affrontare per la prima volta il Napoli in Serie A come è stato qualche giorno fa, che emozione è stata? L'emozione è bellissima, stavo sempre il sogno di mio padre, no? Ero un tifoso sin da piccolo. Adesso dopo il Genova tifo Napoli, ma non me la dimenticherò mai. I miei fratelli sono molto più sciolti, stanno sempre a Scampia e mi dicevano sempre se tu non giochi in Serie A io non vengo mai a vedere una partita tua. Erano allo stadio contro il Napoli e erano troppo contenti di vedermi giocare contro. Mi ha fatto i complimenti per come hai marcato Higuain? Sì, mi ho ricevuto un messaggio il giorno dopo dicendomi sono orgoglioso di te e continua così e non mollare mai. Anche se non sai l'inglese? Anche sempre se non so l'inglese. Cosa ti verrebbe da dire a chi magari ti prende in giro perché dicono i calciatori sono ignoranti, i calciatori non sanno l'inglese? Niente, si dice chi nasce con il pavillon è molto intelligente, no? Invece non è così. Io magari vedo la vita in un altro modo. Io ho due bambini, una si chiama la più grande Aurora e la seconda ha 5 mesi, Vittoria. I miei figli l'inglese lo impareranno sicuro, quello che non ho avuto io, i miei figli hanno un'opportunità di impararlo.